Oh, ma te lo ricordi il primo Samain? Il primo Samain, diavoso non ricordo. Io me lo ricordo benissimo solo per tu che vomiti bile, io che cago 7 volte su una collina. Del resto la mia prima sbronda. Sì, oh, poi è arrivato tuo padre. È vero, la mattina. Incredibile, stava per raccogliere le Buongiorno, borse. ragazzi. Stava per raccogliere le borse con cui mi sono pulito il culo. Mentre cosa gli hai detto per fermarlo? Bella domanda. Signore, no, non faccio. È una roba del genere. Sì. Boh, ma quando c'era sosta c'era poco da farsi. Sì, ci divertivamo ogni volta. Boh, ma anche adesso facciamo un sacco di belle robe secondo me. Cioè la Jiu-Jitsu compilation, un sacco di cose fighe. Sì, penso che resteremo amici per sempre. Ovvio, cazzo. Abbiamo commesso degli sbagli oggi, eh? No, non esagerare, vecchio. Boh, forse sì, è vero, dai. Tutto quello che abbiamo fatto oggi è stato per un bene superiore, vero Wojtek? Oh, ma si riprenderà mai questo? Ma sì che sta già meglio, dai. Chissà cosa direbbe il famoso biologo e naturalista Luca Lapini se fosse qui con noi. Ragazzi, noi possiamo guardare lontano soltanto perché stiamo sulle spalle dei grandi giganti del passato. Vecchio, non metto in dubbio che non se lo meritasse, cioè da un po' di tempo gli serviva questa lezione. La mia domanda è, che facciamo adesso, effettivamente? Perché non possiamo lasciarlo andare, però bisogna anche ammettere che ha già sofferto abbastanza. Abbastanza! Ma lo sai quanto ho sofferto io per colpa sua? Lo sai quanto ha sofferto Wojtek? Una cosa è sicura, le sue sofferenze non sono ancora finite. Vecchio, allora senti, intanto ti calmi. Oh mio Dio, sta soffocando! Stai tranquillo, gli ho fatto i buchi nel sacco. E non mi toccare! Oh cazzo, ci hanno scoperti! È Savio? Ho visto la luce ma mi sembrava strano questo un po'. Meglio che vai a casa. Cosa? Ma che cazzo gli avete fatto? Chi è lui? Peresano. Morto? Ma no, ma fa finta! Come fa finta? E lui? Cosa gli avete fatto a lui? Guarda vecchio, davvero, è meglio se te ne vai, vai! Cosa cazzo? No, adesso vi sedete e mi raccontate chiaramente cosa cazzo è successo stasera. No, guarda, vattene. È una lunga storia. No, abbiamo tutta la sera, quindi vi potete sedere. Vattene! Sedetevi, pezzi di merda! Pezzi di merda! Pezzi di merda! Pezzi di merda!
first working day was the best I ever had. So I took my father's place and I never regret. My son will do the same, cause we have a simple aim. We're simple workers, pure heart and clean brain. I was born to make, I was born to remake, I was born to excel.